Si è svolto nella sede di Livenza Tagliamento Acque a Sesto Arreghena il convegno Resilienza idrica e tutela del territorio, l'aggiornamento del MOSAV e del Masterplan FVG e le nuove sfide per la sicurezza idrica dei territori, promosso da Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia in occasione dell'Assemblea dei Soci. Il messaggio emerso dal convegno è che di fronte agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, alla crescente pressione sulle risorse idriche e alle nuove sfide poste dalla qualità dell'acqua, Veneto e Friuli Venezia Giulia scelgono la strada della pianificazione condivisa, delle interconnessioni e della cooperazione tra territori, perché l'acqua non conosce confini amministrativi e deve quindi essere sempre di più un bene interconnesso e strutturato con una pianificazione condivisa. Oggi abbiamo tenuto l'assemblea di Conservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione delle utility del territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sono circa 50 associate. Queste 50 associate tra di loro condividono le prospettive dei servizi pubblici locali, che sono le prospettive che riguardano il territorio, il benessere del territorio, la resilienza del territorio. A margine della nostra assemblea oggi teniamo un convegno particolarmente importante perché è un convegno che tratta un tema di grande attualità, che è quello del servizio idrico integrato, della resilienza del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato tocca una materia che ovviamente è una materia nell'immaginario collettivo assolutamente strategica per la vita e per il benessere dei territori, però in questo momento storico c'è un problema legato agli effetti principalmente dei cambiamenti climatici, ma oltre ai cambiamenti climatici ci sono anche le insidie legate alla contaminazione, alla possibile contaminazione delle risorse. Per affrontare questi temi dobbiamo capire di essere all'interno di una transizione. Per gestire le transizioni servono energie nuove, servono capacità investitorie, ma serve soprattutto la capacità di fare sistema. Nell'incontro che abbiamo organizzato oggi, che è un convegno che si chiama appunto, che tratta il tema della resilienza idrica, tratteremo questo argomento proprio con una vista sistemica, dimostrando come la sinergia e la interconnessione tra i vari soggetti che si occupano di questa materia sia la leva strategica per superare le crisi, ma non solo, per far diventare le crisi delle opportunità. Quindi vista sistemica per affrontare i temi della scarsità idrica, ma anche i temi legati agli eventi estremi, i temi legati ai rischi delle contaminazioni. La vista sistemica, le interconnessioni, le relazioni tra i soggetti che si occupano di questa materia sono fondamentali. Veneto Acque è una società partecipata regionale, è nata per sviluppare il sistema degli acquedotti del Veneto, il famoso MOSA, modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Abbiamo realizzato in questi ultimi 20-25 anni oltre 150, quasi 200 km di grandi infrastrutture d'acqua, grandi tubi da 800-1000 mm, investendo oltre 200 milioni di euro. Ultimamente siamo entrati anche in Confservizi, siamo presenti a questo convegno appunto per spiegare quelle che sono le novità del modello strutturale degli acquedotti del Veneto e perché siamo molto interessati ovviamente e impegnati sul campo anche della resilienza idrica dovuta a questi cambiamenti climatici che sempre di più si rendono presenti e richiedono tecnologie e modo di approccio che sia nuovo. Mi fa anche piacere ricordare che la società da poco è diventata società Benefit, la prima società partecipata regionale Benefit, e con la quale appunto intendiamo fare un'azione sempre più pregnante e importante in campo anche sociale sul nostro territorio veneto, ma non solo. Veneto Acque, società in house della Regione del Veneto, è impegnata oggi in una grande sfida: aggiornare il modello strutturale degli acquedotti del Veneto. È un piano strategico della Regione di settore di acquedotti che mira a individuare gli schemi di massima delle infrastrutture acquedottistiche del Veneto con l'obiettivo di andare a distribuire l'approvvigionamento d'acqua in modo equo a tutti i cittadini. Lo fa attraverso anche dei criteri e metodi di salvaguardia delle risorse idriche e di protezione delle falde acquifere. Un impegno importante che coinvolge tutti i consigli di bacino, tutti i gestori del servizio idrico integrato, e Veneto Acque cerca appunto per conto della Regione del Veneto di coordinare queste attività importanti che hanno reso necessario fare una ricognizione dello stato di fatto delle infrastrutture
idriche che sono presenti oggi nel territorio, capire qual è la sostenibilità delle risorse presenti sia di sotterranee, di acque sotterranee che di acque superficiali, per poter ottimizzare e dare una risposta ai cittadini circa la piena e sicura disponibilità della risorsa idrica. Dal 2013 la società Acque del Chiampo è impegnata a fronteggiare una contaminazione del territorio delle acque di falda della zona della Valle del Chiampo. 37 milioni di euro sono gli stanziamenti che la società ha disposto per una serie di investimenti per il contenimento di questa contaminazione. 37 milioni di euro è il conto che la società ha presentato in sede penale nell'ambito del processo Miteni, che ha visto condannati per dolo i responsabili di questa contaminazione. Con questa tecnologia, con la tecnologia Radox, sviluppata in partecipazione con la startup K-Intech dell'Università di Padova, la società intende proporre sul mercato una soluzione drastica e definitiva per la degradazione finale dei PFAS. Fino ad oggi, attraverso la filtrazione con i carboni attivi delle acque potabili, abbiamo spostato il problema dall'acqua potabile alle matrici solide come il carbone. Oggi con questa tecnologia, con il Radox, riusciremo a disgregare definitivamente tutti i legami dei composti e delle molecole PFAS, riducendole definitivamente a fluoro elementare. Oggi per noi di Livenza Tagliamento Acque è un onore aver ospitato l'Assemblea Generale di Conservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia in questa sede che poi rappresenta il punto di contatto tra le due regioni, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia. Importante è anche il convegno che abbiamo fatto, che ha parlato di acqua, ovviamente, e di resilienza, cioè come si può utilizzare qualsiasi sistema utile per poter gestire la risorsa acqua in un territorio che va dal lago di Garda fino a Trieste, un territorio che di per sé ha delle variabilità ma che appare omogeneo. Lo abbiamo visto attraverso la presentazione del modello strutturale delle acque venete e attraverso il master plan della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono due modelli che consentono di gestire in modo più efficiente possibile l'acqua, dare acqua, quindi costanza di fornitura e costanza di qualità, ma anche prevedere quali saranno i punti critici, prevedere quali saranno le problematiche della rete e prevedere anche come fare gli investimenti per garantire nel tempo una rete che è interconnessa e che può mettere a servizio l'acqua anche di territori limitrofi che potrebbero entrare in situazioni critiche. Quindi oggi è veramente una giornata che ha portato un risultato importante.